Pubblicato il bando per la realizzazione della pista da bob in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina con base di gara che resta a 81 milioni e 610 mila euro. Il ministro per le infrastrutture Matteo Salvini lo aveva annunciato e promesso in quel di Malo e così è stato. Nemmeno un giorno ed ecco che la veneziana Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, scrive in una nota che il CIO, in risposta ad una lettera firmata anche dal Movimento 5 Stelle, comunica che la costruzione o ricostruzione di una nuova pista non è ritenuta essenziale per le gare di bob, slittino e skeleton di Milano Cortina 2026, in assenza di un piano per il futuro chiaro e fattibile. A questo si aggiunge una nota di un'altra veneta, la senatrice di AVS, Aurora Floridia, per la quale il nuovo bando di gara per la pista di bob a Cortina desta rabbia e sconcerto. Nonostante tutto, insiste Floridia, il ministro Salvini si è incaponito a portare in Veneto il trofeo per il presidente leghista Zaia, utilizzando soldi pubblici in un periodo di forte incertezza economica, e poco importa che i debiti graveranno a lungo sul comune di Cortina a rischio default. Pro e contro che si inseguono, vedi per esempio in senso opposto le dichiarazioni del prefetto di Belluno. Si chiamano Olimpiadi Milano-Cortina e probabilmente, essendo Olimpiadi invernali, le abbiamo avute più per Cortina che per Milano, ora non me ne voglia, Milano e i milanesi, e quindi sarebbe veramente assurdo e un controsenso non avere discipline così iconiche come il bob, lo skeleton, lo slittino. Se dovessi scommettere come dice lei, io scommetto che la decisione sarà su Cortina, ed è anche quanto spero in cuor mio, da prefetto della provincia di Belluno. Sulla stessa linea Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, che dichiara come sia finalmente prevalso il buonsenso. Era necessario tornare sui propri passi. Simico ha avuto l'intelligenza di farlo. Non così per Italia Nostra, CAI, Mountain Wilderness, Federazione Nazionale Pro Natura, Eco Istituto Veneto, Alex Langer e molte altre associazioni che invece confermano la loro contrarietà all'opera, ritenendo che la stessa mantenga tutte le sue criticità.